C'è qualcuno questa sera qui con noi? Cos'è sto tic? Lo senti? Dietro di te. Adesso non c'è più. Scusa. Puoi venire un attimo qua con la torcia? Sì. Non so se è una goccia che cade. Può essere, queste sono le fessure che danno sulla strada lì. Sì, questa. Sì, è una goccia. Ma qui dietro, guarda, invece qualche altro ingresso per me. Questa è la stanza. Mi sembra come se avessero sotterrato qua. O è così o hanno chiuso il passaggio. No, perché t'ho sfregato. Sì, quello quando sfreghi. Poi se vuoi dare un'occhiata con quello strumento qui dietro. Sembra un po' strano. Cos'è sta roba? Manca quel metro e mezzo, cioè, come se ci fossero delle scale che sono state insabbiate. È che non riesco a vedere. Questa andava qua sotto, sai? E l'hanno riempita. Prova a puntare questa qui, che cos'è? La luce qua. Ah, continuamente. No, non andava giù, sono le scale che Che si vede proprio la linea. Guarda qua, andava giù. Andava più giù qui. L'hanno interrato, sì. E qua? E qui c'è un intercappello. No, questa è... Ah, ma è tutto... Vedi com'è? Tic. Ma non veniva da là, veniva da qua. Sì, ma sono le gocce. C'è una marea di... C'è il signore dell'altra volta che ha parlato con noi? Può spegnere un attimo la luce. Vi dava fastidio la luce? Ti stiamo dando fastidio? E perché non c'è Marzia che non volete parlare con noi? O perché c'è Monica? Ho sentito un altro rumore sopra, ma... Ma sembrano tanto gocce quelle. No, sì, sembra... Goccione grosse che cadono. Sulle gambe, sì. Sì, ma c'è la finestra aperta qui, che viene giù l'aria.
Sembrava di sentire solo un rumore, tipo un tum. Proviamo a restare sul piano terra. Perché sul primo piano niente. Piano terra lì, sulle scale, non lo so. Su qualche stanza lì. Proviamo a Perché fare qui delle è- domande, Qui magari proprio salta fuori piatta, qualcosa. pure sensazioni. Eri tu quello che mi ha Sì. toccato. No, io non ti ho toccato. Ho Sul, fatto semplicemente così. no, sul piede mio. No. Sei sicuro? Sì, no, l'unica cosa mi sono Poi alla fine con sentito. lui. Mi sono sentito toccare Non pure t'ha io, mi sa toccato che col ho piede? l'insetto. No, io sto detto toccarmi il piede. No, Così. no, ho fatto così sul posto, ma non ti ho toccato, sono andato verso l'esterno. Hai proprio sentito strofinarmi Vuoi accendere? il lato del piede. No, no, lascia spento. Ma come se te lo pestasse al piede? No, no, proprio come se facesse così. Sul mignolo. Sei stato tu a toccare Dario? Sei passato vicino in mezzo tra me e Michele? Puoi accendere questo strumento qui in mano per piacere, non fa nulla. Fa solo delle lucette, non ti fa del male. Siamo venuti qui solamente per parlare con te. O con voi. Io ho sentito un rumore ma non erano. Fuori quello. No, è di là. Di là? È lo stesso rumore di prima. Tum. Sì, una specie di rumore di legno. È come un metallo pesante. Tum. Sembrava venisse da fuori. No, sembra magari è fuori, però viene da quella parte. Vuoi che veniamo di sopra? Sul piano terra? Ci puoi dare un segnale per piacere? Qualsiasi. Ho sentito un altro rumore. No, questo veniva da fuori. Ma non la macchina, No, tocca. No, però Veniva dalla... sentiva da fuori molto lontano rispetto a qua. Puoi andare di sopra? Qui, tanto calmo. Io sento freddo. Sì, beh, freddo sì. C'è la finestra No, qua fa freschetto. che tira giù l'aria. Forse. Silenzio di tomba.
Non c'è neanche la contessa questa sera. Sembrava tocca su questi qua. Però c'è una telecamera qua, un attimo, vediamo, andiamo di sopra, facciamo pausa. Puoi andare di sopra, perché qui se vuoi lasciamo qua. La lascio un po' qua. Devo mettere la pallina qua. Me la inquadro. Qua c'è. La metti qua. Non vorrei solo che questa un po' di corrente che c'è. Magari così. Così. Sì, Voglio che c'è anche questo? così deve venire giù, vabbè. No, vabbè, c'è il K2. Andiamo, facciamo un po' così. Spegni tutto per piacere. Sembra che l'inquadra bene, no? C'è. Andiamo. Se volete giocate pure con la pallina, non ci offendiamo, anzi, vi ringraziamo. A dopo, ciao. Ciao. Facciamo con una palluccia. Ok. Andiamo su. Possiamo fare il libro sopra? Andiamo su? Sì. Andiamo su. Vi stiamo dando fastidio? È per quello che non volete comunicare con noi questa sera? Mai per vinto. Quindi dobbiamo insistere. Prova a tirare un po' più su, ditino. Momenti ci ha fatto dubitare. Mai per vinto c'è scritto.
Che è sto tum? Sei tu che ti ha... Sentite anch'io due volte. 2 volte, vero? Sì. Tum. No, non lo so se è il fatto che ci siano No. vicini. Però che sono stati loro a fare i rumori? Siete stati voi a fare questo rumore? Sì. Togli il dito. Si rende conto. Sì. Ho sentito un po' un tic. Tum. Forte stavolta. Mi sembrava da giù o da di qua. Un rumore sordo, no? Prova a chiedere se gli dava fastidio la pioggia. Domanda stupida, però. Vi sta dando fastidio la pioggia? Chinalo un po', scusami. Verso giù. Sterno vero. Quei punti scritti di domanda. Niente. Sterno vero. Vero? Sì. Sì, è dito sul più vero, però punti di domanda. Che se c'è qualcos'altro ti dà fastidio. Che cosa vi dà fastidio questa sera? Lontano dal dolore. Togli il dito sopra, fare altrettanto. Lontano dal dolore. Ho sentito un tum. Dove? Cioè il rumore sembra sempre molto lontano. Non si, Quindi, tum. non si capisce. Come hai ripetuto la frase? Lontano dal dolore. Tum. C'è qualche domanda anche tu? Sì, io ne avevo una però. La dice lei? Prova a chiedere se è associata a me Sì, tu questo disturbo, sì. che gli stai Se qualcuno che è disturbando. con me che disturba. Se c'è qualcuno che gli sta disturbando. C'è qualcuno che vi disturba questa sera? È sul bianco. Lilly era pazza volendo, però più che altro non hanno risposta. È sulla parte bianca. Puoi ripeterla? C'è una persona tra noi che vi disturba questa sera? Non ho una persona. Tu lo senti? Eh? Senti qualcosa che disturba? No. Chiedi se c'è un'entità che disturba. C'è un'entità che vi sta disturbando questa sera? Questa è la mia ultima lettera. Aspetta, scusa. Arrabbiata con me. Perché era Deve sotto. essere un sì. Qualcuno che è arrabbiato con... È l'uomo anziano che vi disturba?
Oh, no, sei sul bianco, c'è scritto sotto, ma che tu non, ma che tu non, ma che tu non vedi. Però era più sul, Tu non vedi, cioè. però era un po' più sul bianco, volendo. In questa casa è morta una bambina? Papà era ancora vivo. Quando papà era ancora vivo. Infatti l'altra volta ci avevano detto forse che la mamma era morta. La mamma era morta. Il papà c'era. Se accendiamo la radio, avete voglia di comunicare con noi? Obblighi. Lei ha un lavoro e degli obblighi. Però togli un po' più sul dito. Ricerca. Avete domande? Non mi viene in mente niente. Non sembra che abbiano molta voglia.